Signori, questa maglietta ha un chiaro riferimento al giocatore che sta per ritornare a Napoli. Signori, questa è l'ultima maglietta che Elmas ha indossato prima di andare via da Napoli. Signori, questa era la maglietta del terzo scudetto dove Elmas c'era e quindi ho voluto, signori, indossarla proprio per farvi capire chi sta per arrivare. E sinceramente, rimessa dopo tanto tempo, dopo tantissimo tempo, posso dire la mia. Non era tanto brutta, sinceramente, Era un bel, a parte il colletto qui mezzo azzurro, mezzo tricolore, però vi devo dire che l'apprezzo molto. Vabbè, a parte quella con il colletto non la batterà mai nessuno, nemmeno quella di quest'anno, che quella del colletto è qualcosa di allucinante. Comunque, signori, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis. 1926, signori miei, sì, Elif Elmas sta per ritornare un giocatore del Napoli. Abbiamo partorito finalmente, signori. Fabrizio Romano addirittura ci dice l'Erwigo arriverà a breve, non vi preoccupate, e quindi possiamo dirlo ufficialmente che Elmas ritorna a casa. Sì, perché Elmas non si è mai staccato veramente da Napoli. Elmas che ha accantonato tutte le proposte che gli sono arrivati in questi mesi perché voleva ritornare proprio al Napoli. Ragazzi miei, io ne vado orgoglioso sinceramente di questa scelta che fa il Napoli, perché io l'ho sempre detto, Elmas è un signor giocatore, Elmas è ancora il diamante grezzo. Sì, perché io lo chiamo così, diamante grezzo, ragazzi, perché Elmas ha quel qualcosa che deve ancora sbocciare, secondo me. Io sono ancora convinto che Elmas può dare tantissimo, e nel periodo di gennaio-febbraio, dove non ci sarà Anghissà, può darci una grossa mano. E attenzione, perché Elmas, secondo me, sarà preso anche per giocare a sinistra, dove attualmente ci gioca McTominay. Neapolis e Noah Lang. Ragazzi, ad oggi l'unico modo per far giocare quei 4 centrocampisti, ovvero Lobotka, Anghissà, McTominay, Kevin De Bruyne, è questo qui, 4-1-4-1, e questo qui, ragazzi, signori, è McTominay che entra in mezzo al campo, e su quella fascia sinistra siamo un po' scoperti, è vero, ma abbiamo la fascia destra dove c'è Di Lorenzo e c'è Politano. Attenzione, se proprio vogliamo parlare di calciomercato, facciamolo, perché Angelo Sanchez, ragazzi, sembra oramai definitivamente saltato, possiamo dire così, visto che Mazzocchi a questo punto resterà a Napoli. Angelo Sanchez dovrebbe essere definitivamente saltato del tutto. A me spiace parecchio, perché potevi fare il salto di qualità, ma allo stesso tempo sono felice che Paco Mazzocchi vestirà ancora la maglia del Napoli. Sapete, io ci sono molto affezionato e poi è tifoso napoletano, quindi a me fa un immenso piacere avere come rappresentante del Napoli un napoletano vero. Lo sapete, a me, io questo l'apprezzo moltissimo, e poi secondo me potrebbe essere un buonissimo soldatino di Antonio Conte, ragazzi. Mazzocchi è quello che ti dà la grinta, quello che ti dà proprio la voglia, va bene? E poi, se vogliamo continuare a parlare di centrocampo, ieri finalmente, e io dico meno male, è saltato definitivamente Brescianini a Napoli. Perché questo? Perché non si è trovato un accordo con l'Atalanta per quanto riguarda Brescianini al Napoli. Mi dispiace, caro Brescianini, dovevi venire quando era il momento, mo rimani a Bergamo a fare la panchina, ovvero non è che a Napoli facevo titolare, io penso. E quindi rimani a Bergamo a fare la panchina, caro mio, spolvera un pochino e stai seduto lì e non rompere i cosiddetti coglioni. Mi dispiace, io sono duro, non ci posso fare niente, ma quando il Napoli
ti aveva già fatto fare le visite mediche e tutto, ti sei accordato tu e il tuo procuratore con l'Atalanta, hai fatto le visite mediche a spese del Napoli e poi sei andato a Bergamo. Mi dispiace, ma questa cosa me la sono legata al dito, quindi rimani a Bergamo. Allora, signori, Elmas, che vi devo dire io di Elmas? L'abbiamo visto a Torino l'anno scorso, Elmas non ha bisogno di presentazioni, Elmas non ha bisogno che io vi dica che può ricoprire più ruoli perché lo conosciamo, è un usato garantito. Elmas ti può far quel salto di qualità a centrocampo, e quando io sentivo il nome di Musa un pochino di palpitazioni mi erano venute, che Musa potrebbe essere, madonna mia, per amore di Cristo, io no, fermi tutti, prendiamoci Elmas, perché poi quando uscì il nome di Elmas disse allora se proprio la vogliamo vedere mi vado a prendere Elmas e non Musa, perché Elmas secondo me ti può dare molto in più rispetto a Musa. Ecco qua. Poi Højlund, questione Højlund, vabbè, parliamo un attimo di questa questione Højlund perché si sta facendo un casino immenso. Allora, signori, Fabrizio Romano, che ieri dava per fatto sicuro, dice ci serve un pochino di calma, mancano alcuni dettagli, ma la trattativa non è saltata, non è saltato nulla, bisogna solo limare qualcosina, quindi state tranquilli, la trattativa si farà e Højlund sarà un nuovo giocatore del Napoli. Già vedo alcuni, Napoli, sì, titolo clickbait, non è ancora arrivato. Calmi, perché quando io vi parlai di McTominay settimane prima dell'Here We Go di Fabrizio Romano, tutti a darmi addosso, e poi chi ci ha avuto ragione? Neapolis, quindi calmi. Poi, se sbaglio, alzo le mani, dico ci hanno fatto foto, Højlund non viene più a Napoli, però fino a oggi Højlund sarà un nuovo giocatore del Napoli, non si sa se oggi, domani, dopodomani, oggi ci sarà un nuovo giro di telefonate, quindi staremo a vedere, quindi state tranquilli che non è saltato nulla, va bene? Poi di chi dovevamo parlare? Abbiamo parlato di tutto praticamente, perché Elmas è addirittura di arrivo e fra poco verrà annunciata anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, fra oggi e domani comunque verrà annunciato. Il Mattino si sbilancia e addirittura ci parla di una possibile presentazione di Højlund già sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, quindi attenzione. Per quanto riguarda Anlu Sanchez, in questo momento la trattativa è definitivamente morta, non vi dico sepolta, perché poi forse a gennaio le squadre, le società si ritrovano e dicono ma che facciamo? Però quello che mi fa rabbia sinceramente è una cosa soltanto, è quella di non chiudere un giocatore per 1 milione di euro, perché se veramente il Napoli si lascia scappare Anlu Sanchez per 1 milione di euro, significa, caro Manna, che sei un pochino coglione. Abbiate pazienza, lasciatemelo dire, sei un pochino coglione, lasciatemelo dire. Quindi, questione Brescianini, è zumbato, non verrà a Napoli, quindi siamo felici e contenti, perché io vi ripetisco, meglio Brescianini, meglio Elmas di Brescianini e meglio Elmas di Musa, quindi ce la siamo già scampata. Poi in attacco, per quanto riguarda Højlund, le società oggi riallacceranno i rapporti, si riparleranno, quindi state tranquilli, non è saltato nulla. Mancano alcuni dettagli anche fra Højlund e lo United, quindi state tranquilli. Il riscatto dovrebbe essere all'incirca 40-45 milioni, se non 50. Ma poi nel dettaglio ne andremo a parlare. Comunque, se oggi arriveranno clamorose novità, io oggi penso di far uscire un singolo video, ragazzi, perché le notizie sono pochissime, non ce ne sono tante. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao!